Marco, il mio autore, che voi avete allievi anche di diverse tipologie, tipo dai 14 ai 17 anni, dai 18 in poi disoccupati, dai 18 in poi già con lavoro, quindi c'è anche il corso serale, quindi si cerca di accontentare un po' tutte le Noi richieste. abbiamo come tutti i sistemi di formazione professionale nazionali 3 ambiti di formazione. La formazione iniziale, i ragazzini, quelli che fanno la scuola dell'obbligo, 14-17, i disoccupati dai 18 in poi, gli occupati sempre per le fasce di formazione serale. Complessivamente la nostra struttura tra Padova, Treviso, Venezia, con le reti nuove, come dicevo, ha circa 1000 giovani ragazzi dai 14 ai 17 anni e 1000 giovani ragazzi, giovani e meno giovani, dai 18 ai 50 anni. Allora, oltre alla formazione, quindi come in questo caso è successo a Federica, prendere un diploma, eccetera, voi date eventualmente anche qualche consiglio oppure anche qualche possibilità di cominciare a lavorare, Guardi, che sia in una SPA, che sia magari non chiaramente per conto proprio, ma tanto per cominciare a farsi le ossa, come si suol dire. Il progetto formativo nella formazione professionale, in particolare in questo settore, prevede già nei 4 anni un importante percorso che inizia già il secondo anno di alternanza scuola-lavoro. Ah, però. Ecco perché Federica, arriva al quarto anno, arriva al quarto anno e prende il secondo titolo, perché prima ha preso la qualifica, adesso la specializzazione, e da una parte ha già un'esperienza che sta costruendo, e dall'altra si pone già le condizioni. Non voglio fare... Un suo prossimo obiettivo. Esatto, non voglio fare l'operatrice, ma voglio fare l'imprenditrice. Perché? Del resto questo... Quindi come si suol dire mettere praticamente una cabina, un posto un'azienda sua. Perché questo ormai i paesi anglosassoni lo fanno da 40 anni, noi ci arriviamo sempre... È vero, ci arriviamo sempre dopo noi. Siamo la nazione che ha l'80% del patrimonio storico, artistico e culturale del mondo e abbiamo i migliori cervelli e su delle cose semplici molte volte arriviamo sempre 40 anni dopo. Si bloccano, chissà come mai, è vero, è così. Quindi questo percorso di alternanza scuola-lavoro è già presente nella... Certo. E questo permette da una parte di diversificare, di integrare la formazione, ma soprattutto permette già di far comprendere e di inserire nel mercato del lavoro un operatore che si sta formando. Per quanto riguarda gli stranieri... sì, perché infatti leggevo che c'è anche una grande richiesta di stranieri, è vero? In questo settore, questo tipo di formazione, forse noi possiamo dire che siamo il massimo esempio di integrazione. Perché? Perché questo settore permette velocemente, non so, un estetista di provenienza dei paesi dell'est, il flusso principale è di quell'area, permette immediatamente, nel giro di un ciclo formativo, di non solo integrarsi immediatamente, ma di poter cambiare quel lavoro che non potrebbe cambiare, perché le condizioni d'accesso, di arrivo, le immagini, chi ha un titolo universitario da un paese che può essere la Repubblica della Moldova, non ha nessun tipo di riconoscibilità da noi. Se vuole rientrare e... potrebbe avere 3000 lauree, ma fondamentalmente... E rendere equipollente il suo titolo, deve ricominciare il percorso. Quindi, perché dico è l'unico esempio veloce di integrazione? Perché in brevissimo tempo riesce ad acquisire un titolo valido, ma a ricollocarsi senza fare quello che mediamente vengono a fare, grazie anche a un lavoro importante, molti stranieri da noi, cioè i lavori cosiddetti semplici. Senta, allora, volevo mettere 2 domande insieme. Voi siete giustamente a Padova, c'è la possibilità anche che la vostra accademia si allarghi in modo che possa essere eventualmente reperibile o più vicina magari per città come Milano, come Firenze, come Roma? Come dicevo, noi abbiamo proprio attivato questa rete, questo polo scolastico e ci stiamo approcciando, muovendo anche in altre regioni, sviluppando soprattutto l'operatore del benessere in un altro contesto formativo che è la comunicazione. Non a caso con la stessa Tri-Channel stiamo elaborando un progetto formativo legato alle nuove figure della comunicazione. Vi do una chicca. A Padova abbiamo appena ottenuto un finanziamento per disoccupati e occupati
anche grazie all'apporto di Tri-Channel, partiranno a settembre per 2 interventi per telereporter, operatore della telecomunicazione e telereporter, perché in questo settore stranamente non esiste una struttura formativa capillare se non a spizzichi e bocconi. A mozziche e bocconi, come si suol dire. Esattamente. E quanto, un'altra domandina, e quanto costa? Beh, in questo caso la regione paga. Ah, ecco. Veneto. Veneto. E in Lombardia, anche perché bisogna rendere atto che la Lombardia è sempre stata modello, in Veneto di solito copiamo la Lombardia. In generale la Lombardia e il Veneto sono un po' le regioni trainanti in tutti i comparti, perché dopo in Italia cosa si fa? 2 o 3 lavorano e tutti gli altri copiano. Questa è una battuta. Carina questa, però, sì. Stavo dicendo, anche per la regione Lombardia sono previsti queste dotazioni, qui le chiamano dotazioni, e ripeto, noi ci stiamo lavorando anche per questa regione. Certo, adesso io vorrei, lo dico perché così Pino in regia è avvertito, mi alzo piano piano, mi avvicino a Federica che è già microfonata perché vorrei sentire anche delle opinioni sue, ma soprattutto anche a Letizia. Senti Federica, quindi mi ha già detto il signor Marco che tu sei già una professionista e lo vedo, e quindi che cosa ti aspetti da questo insegnamento, da questo lavoro, a parte il fatto che l'hai scelto e quindi vuol dire che ti piace, giusto? Sì, certo. Nel futuro che cosa ti aspetti quindi? Beh, con tutti gli insegnamenti che ci hanno dato negli anni e soprattutto nella specializzazione, quindi in particolare nel campo appunto dell'imprenditoria. Quindi tu vorresti praticamente mettere un negozio per conto tuo, giusto? Sì, assolutamente. E di gestirlo al meglio ovviamente, certo. Oltre alla mia manodopera, quello che è l'attività di estetista, certo. in tutti i suoi campi, perché l'estetista secondo me è un lavoro polivalente, nel senso che uno non deve soffermarsi solo appunto nel massaggio piuttosto che nella manicure. Ci deve essere secondo me una preparazione a 360 gradi, vero? Esatto, una preparazione a 360 gradi. E poi magari uno si può specializzare in qualcosa di particolare. Perché ti può piacere di più, oppure anche stai attento un po' alle esigenze, delle clienti, alle richieste anche delle clienti. Che tipo di massaggio stai facendo, Letizia? Questo è un massaggio classico, rilassante. Rilassante. Esatto. Sono molto invidiosa, Letizia. Come ti senti? Stai tranquilla, lì non ti muovere che ci sono non mi muovo più da qua, io guarda. Non ti muovi da qua, Tu oggi, quando stamani abbiamo iniziato la trasmissione, ho detto, vedrai che anche oggi c'è una per te, eri già spaventata, di la verità, perché io ogni tanto te ne combino in effetti avevo un po' però di paura, adesso cosa mi dici? No, devo dire che lo rifaresti un'altra volta? Lo rifarei e lo consiglio allora, a tutte. Tu sei una cliente, come ti sembrano, perché di massaggi ne avrei fatti, anche perché io devo fare anche un pochino il peperoncino, Marco, come ti sembrano le mani di Federica come massaggio, drenante eccetera, perché poi alla fine quello che è il giudizio importante è di noi clienti, no? Fantastiche. Guarda, è lì fantastico. Stai pure tranquilla, non ti voglio disturbare, guarda. Prossima volta io. Prossima volta Mariolina. Beh, quindi è bello vedere queste ragazze come Federica, eccetera, che hanno la passione, ma soprattutto hanno la stabilità di aver fatto comunque un corso, di aver imparato, di aver quindi messo in atto la loro passione e con la possibilità ovviamente di creare un futuro, una loro attività. Se posso fare una battuta, questo è proprio un modello di ottimismo. Siccome in Italia siamo sempre arrabbiati, questo è un esempio, è un esempio salutistico, di sorriso e di ottimismo, cioè, dove tu fai un piano, fai un percorso, hai già delle idee, però anche hai gli strumenti e i contesti che ci sviluppano. Bravo, perché tante volte allora, diciamocelo adesso, a parte tutto, le battute, ma gli italiani hanno fantasia, sanno veramente, però certe volte mancano proprio le strutture, anche per la cosa più semplice, no? E quindi il fatto che voi abbiate avuto già da molto tempo queste iniziative, io mi auguro che si allarghi veramente in tutte le regioni italiane. Primo perché è bello, anche perché giustamente, come ha detto lei prima, il benessere è importantissimo, non solo per una questione estetica, ma proprio per una questione di salute. Io sono una che ho sempre cercato, quando potevo, per tempo e anche per denaro, giustamente, quando me lo potevo permettere o me lo posso permettere, di andare in certi centri estetici,
spa, dove però si guarda l'estetica, ma si guarda anche proprio l'interiore, quindi c'è proprio un discorso a 360 gradi, con strutture anche mediche, eccetera, con informazioni, con cosmesi o meno, con prodotti naturali, eccetera. Però, e tante volte la maggior parte delle persone difficilmente si possono avvicinare a questo tipo di strutture, o si potevano, parliamo un po' al passato, perché avevano dei costi allucinanti. Certo. Invece adesso, potendo dare questa formazione proprio come lavoro, non è più l'estetista di una volta, che è comunque un ruolo importantissimo, ma diventa ancora più preparata, migliore, eccetera, e si può avere sotto Guardi, casa, insomma, io le posso fondamentalmente. dare una ulteriore conferma che il benessere è diventato un comportamento. Giusto. E le dico di più, tra le analisi che noi abbiamo fatto, si avvicina sprombattuto in questo settore la esigenza dell'operatore dell'immagine, che non è più come nel suo campo della televisione, della comunicazione. Trucco, parrucco e ma costumi, riguarda, insomma, sì, riguarda, infatti stavamo ragionando su alcuni dati, proprio tutta un'immagine totale. riguarda l'immagine di chi comunica per produrre o erogare o un bene o un servizio. Certo. Che va, guardi, sembra banale, da quella che ti vende il pane Vero? a il grande top manager. Quindi la comunicazione sta entrando nel benessere a sprombattuto, e quindi l'immagine come grande prospettiva professionale. Perfetto, io ringrazio Marco Spiandorello, ringrazio Federica, continua pure, non vorrei togliere questi ultimi secondi a Letizia che è lì bella tranquilla, quindi io spero di poterla riavere magari da settembre, ottobre in avanti con altre belle notizie. La sua compagnia mi rende sempre molto lieto Che da carino. quando sono arrivato. Mi ha detto che siccome non si era visto in televisione, ha detto non so se è la sua presenza, ma mi vedo più bello e più magro, quindi quando vuol tornare secondo me le ricresceranno pure i capelli, quello non credo, però sappia che il fascino alla Yul Brynner è sempre il fascino quello giusto. Guardi, su questo le posso dire che i miei capelli ci sono, solo che io sono abituato a tagliarli con la lametta. Ma sa che tanti lo fanno, e poi senta, diciamocelo chiaramente, l'uomo così praticamente va proprio di moda, piace molto. Posso anche ai più aggiungere una giovani. cosa? Velocissima, perché ho preso tanto tempo anch'io. Facendo il massaggio, no? Aiuta tantissimo, come ha detto lei, il benessere, ma specialmente la cliente, quando poi si alza, ci ringrazia, perché... E ti senti meglio, E si sente meglio, perché un estetista, come voi sapete, deve lavorare su un corpo sano, però tante volte massaggiando, lo so per esperienza, massaggiando andiamo a vedere delle magari cose, piccoli problemi allora, con le vene, la circolazione, ecco, le con questi ossa. modi noi diciamo sempre, certo. signora, si faccia vedere da un medico. Giusto, non è giustissimo, niente, Marisa. invece poi si sono scoperte delle Lei cose. ha dato proprio la Vero? battuta un elemento ulteriormente importante, la prevenzione, perché di fatto Ecco, diventa l'operatore un indicatore per chi invece deve fare il mestiere, in questo caso È il vero. medico. Infatti verissimo. i medici ringraziano poi all'estetista, dice Vero. che noi Pensa li abbiamo adesso con mandati da loro. questo corso, praticamente questa formazione, ancora di più, Sì, ancora sì. di più di quando hai cominciato praticamente a farlo Certo, tu. sì, sì. Scusatemi, sono andata oltre con il tempo, perdonatemi, ma quando gli argomenti si fanno interessanti, ricordatevi la rubrica, Trova lavoro, sempre su 3 Channel, poi adesso non me l'hanno ancora detto, vi saprò dire l'orario, vi saprò dire il giorno, sai, è un po' così questa cosa. Vabbè, ci vediamo tra poco. Ah, è arrivato il mio musicologo preferito, Maurizio Semandi, anche perché grazie a lui andiamo un po' indietro nel tempo e ascoltiamo della bella musica, è vero ragazzi? Certo. A tra pochissimo. A te Maurizio!